Una cosa, noi abbiamo avuto questa accoglienza oggi, no? L'Ater evidentemente pensava che chissà quali azioni noi volessimo fare. Io penso una cosa, che hanno paura della verità, di ascoltare le ragioni delle persone, e questo non va mai bene, perché qui dentro ci dovrebbero essere delle persone che lavorano per i cittadini, non sono portaborse di Zaia piuttosto che di qualcun altro, ma persone che devono essere al servizio della comunità, visto che vengono pagati con i nostri soldi, con le nostre tasse. Allora, io dico che questo palazzo deve smettere di essere chiuso, deve smettere che quando le persone hanno bisogno di un appuntamento non si sa mai quando lo si avrà, perché non ti rispondono, perché c'è la segreteria telefonica. Non è così. E un'altra cosa voglio dire, perché ne abbiamo lette di tutti i colori in questi giorni. Abbiamo letto che avete centinaia di migliaia di euro in banca. Abbiamo letto che avete case imboscate. Abbiamo letto che avete evaso e che avete fatto i furbi. Allora, intanto dico una cosa: se questa cosa è successa per qualcuno, la responsabilità è loro, perché loro devono controllare. E un'altra cosa voglio dire: per colpirne 1, 2, 3 hanno deciso di colpirne migliaia. Questo perché? Perché non hanno il coraggio di andare a colpire davvero i furbi, e se la prendono con i più deboli, perché la legge precedente permetteva assolutamente di andare a trovare i furbi. Io ho fatto l'assessore alla casa, ne ho buttati fuori più di 100 che erano furbi. Loro perché non lo hanno fatto? Perché non lo hanno fatto? Allora, noi diciamo che questa legge va ritirata, perché è una legge che mette le case popolari allo stesso piano delle case private, che mette i cittadini meno fortunati allo stesso piano di chi i soldi ce li ha. Invece le case popolari servono per la popolazione che ha più bisogno, e non deve diventare una merce di scambio, né politica né istituzionale. E noi dobbiamo rimanere uniti su questo punto e dire che la casa è un diritto, che i controlli vanno fatti, ma la responsabilità ce l'hanno loro, e se non l'hanno saputo fare se ne devono anche andare. Chiudo dicendo che oggi pomeriggio, per chi non avesse ancora fatto le raccomandate, vi aspettiamo a Borghese, alla Casa del Popolo, allo sportello sociale di Rifondazione Comunista, per darvi una mano, per spiegarvi com'è il percorso che abbiamo intrapreso e che dobbiamo continuare insieme. Solo uniti vinciamo, solo uniti.